forte presa di posizione del cartello sociale di Agrigento sulla manifestazione per l'acqua del prossimo 2 agosto. Respingiamo le ipotesi che la Chiesa coltivi un disegno politico. Manifestiamo per l'acqua è quanto affermato dal Comitato Civico Infrastrutture Aeroporto di Agrigento per mezzo del suo presidente Angelo Principato. Il sindaco Miccichè afferma che in settimana avvierà le consultazioni per la ricomposizione della nuova giunta comunale. Arrestato un uomo a Campobello di Licata dai carabinieri ritenuto responsabile di un tentato omicidio. Festeggiamenti a Realmonte per i 30 anni del Teatro Costa Bianca. A Camerata continuano gli spettacoli della Settimana della Cultura. Al Teatro Efebo quarto appuntamento per il prossimo 2 agosto con la rassegna del Teatro Classico in scena Cocalos. Inizia la preparazione precampionato per le squadre dell'Acragas e del Castrum Favara. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Forte presa di posizione del cartello sociale di Agrigento che afferma come continuano ad aumentare le adesioni alla prossima manifestazione del 2 agosto in città per la mancanza di acqua e respinge al mittente l'ipotesi che la Chiesa coltivi un disegno politico. Dice no a eventuali attacchi ingiustificati e controproducenti il servizio. Il cartello sociale di Agrigento, formato da Don Mario Force per l'unità pastorale, Alfonso Buscemi della CGIL, Paolo Ottaviano della CISL e Gero Acquisto della UIL, interviene oggi con riferimento alla manifestazione popolare del 2 agosto per l'emergenza idrica in città, affermando come continuano ad aumentare le adesioni. La popolazione locale, esausta per la continua carenza d'acqua e la gestione inefficiente delle risorse idriche, ha deciso di scendere in piazza per fare sentire la propria voce e chiedere interventi urgenti da parte delle autorità competenti. La situazione idrica nel capoluogo e anche in provincia è diventata insostenibile, con frequenti interruzioni del servizio e turni di distribuzione insostenibili. Questo ha spinto sempre più cittadini, associazioni e comitati locali a unirsi alla protesta nella speranza di ottenere soluzioni concrete nell'immediato e in futuro che siano stabili e durature. Al termine del corteo i cittadini di Agrigento si rivolgeranno al prefetto per sollecitare l'intervento delle autorità competenti. La crescente crisi, caratterizzata da frequenti interruzioni del servizio idrico e dalla scarsa quantità dell'acqua disponibile, ha spinto la popolazione a chiedere un'azione immediata e concreta. La richiesta di intervento al prefetto, continua il cartello sociale, mira a coinvolgere le istituzioni regionali e nazionali, sperando in una rapida risoluzione della situazione critica che sta mettendo a dura prova tutta la comunità. Di contro, i ritardi nella formazione della giunta comunale di Agrigento stanno suscitando forte preoccupazione, soprattutto in relazione all'emergenza idrica. La mancanza di un'amministrazione locale pienamente operativa rallenta la capacità di risposta alle criticità e ostacola l'adozione di misure urgenti necessarie per affrontare la crisi. I cittadini e le associazioni locali temono che l'inerzia amministrativa possa aggravare ulteriormente la situazione, rendendo ancora più difficile garantire un approvvigionamento idrico adeguato e costante. Suscita pertanto perplessità e sgomento l'isolato e incomprensibile attacco alla Chiesa, che non fa altro che muoversi alla luce della dottrina sociale. Pensare e scrivere che ci sarebbe addirittura un disegno politico, un'influenza ideologica nell'azione della Chiesa, non solo dimostra di sconoscere che la Chiesa, attraverso il suo impegno sociale, cerca di promuovere la giustizia, la solidarietà, il benessere comune, specialmente in situazioni di crisi come l'emergenza idrica in città, attacchi che appaiono ingiustificati e controproducenti, in quanto minano un'importante voce di supporto e guida per tutta la comunità. La dottrina sociale della Chiesa mira a migliorare le condizioni di vita dei cittadini
e ostacolare questo impegno può solo che peggiorare le difficoltà che la popolazione sta affrontando. Siamo convinti, conclude il cartello sociale nel suo comunicato, che una grande partecipazione potrà agevolare la presa di coscienza della reale crisi da parte di chi ha le responsabilità per poter prendere quelle decisioni che potranno alleviare le sofferenze della popolazione e sciogliere quelle tensioni sociali che rischiano di montare sempre più anche per effetto delle condizioni climatiche di questi giorni. Il Comitato Civico Infrastrutture ed Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia interviene per mezzo del suo presidente Angelo Principato affermando «Manifestiamo per l'acqua». Il Comitato Civico Infrastrutture ed Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia interviene oggi per mezzo del suo presidente Angelo Principato affermando «Manifestiamo per l'acqua». Agrigento ha avuto il prestigioso riconoscimento di città capitale della cultura 2025, un titolo che riempie di orgoglio e commozione per la proiezione culturale, progettuale ed economica del territorio nel panorama italiano e internazionale. Allora dovremmo essere contenti per tutto ciò e riconoscenti a coloro che hanno contribuito a raggiungere questo mirabile traguardo? No. Non lo siamo assolutamente, afferma il presidente del comitato, perché non si campa di titoli, siamo amareggiati, delusi e arrabbiati. Ad Agrigento non abbiamo un'autostrada, treni, TAV e alta percorrenza, un aeroporto e dulcis in fundo non abbiamo l'acqua. Questo comitato attivamente impegnato per raggiungere questi traguardi, incanalando nei modi civili, urbani, legati e consentiti la protesta che sempre più emerge dalla base per questo mortificante, assurdo, degradante e deleterio stato di cose, nel condannare l'azione inefficace e inconcludente della classe dirigente politica locale, regionale e nazionale, chiede, anzi pretende, interventi pratici, concreti, subitanei ed efficaci per risolvere con immediatezza l'efficacia e la stabilità la problematica della mancanza di acqua, riservandosi ogni azione e ogni iniziativa volta a tutelare i sacrosanti diritti della popolazione. L'acqua non è un dono, ma è un sacrosanto diritto, è un elemento essenziale e vitale dell'intera umanità. E ad Agrigento, capitale della cultura 2025, manca totalmente. Questo quanto comunicato dal presidente del Comitato Civico Infrastrutture e Aeroporto della fascia centro-meridionale della Sicilia, Angelo Principato. E sulla crisi politica al comune di Agrigento interviene oggi attraverso una nota stampa il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, affermando che sta avviando una serie di consultazioni serrate e approfondite al fine della ricomposizione della giunta comunale con la nomina degli assessori che lo affiancheranno nell'attività di governo della città. Nel corso della settimana appena iniziata, Miccichè incontrerà gli assessori uscenti, poi ogni consigliere comunale in carica, i parlamentari nazionali e regionali della maggioranza di centrodestra che sostengono l'amministrazione comunale. Il sindaco Miccichè afferma: entro la fine della settimana nominerò gli assessori comunali al termine di una fase di consultazioni politiche e programmatiche e sulla base di quanto emergerà dagli incontri. Non intendo affatto ritardare la composizione della giunta a fronte delle incombenze all'ordine del giorno. Auspico, continua Miccichè, responsabilità e collaborazione da parte di tutte le forze politiche di centrodestra affinché si raggiunga un assetto politico e amministrativo stabile e solido basato su una linea di azione accolta e condivisa. E a Campobello di Licata è stato arrestato un uomo ritenuto essere responsabile di tentato omicidio da parte dei carabinieri del posto in servizio. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di un 33enne del posto, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, lesioni personali, minaccia, porto d'armi,
od oggetti atti a offendere l'uomo il 22 maggio scorso, in seguito a una lite scaturita per motivi futili nelle campagne di Butera utilizzando un coltello a serramanico, aveva pugnalato 2 persone di Campobello di Licata, ferendole in testa e al collo. Le vittime, soccorse e sottoposte alle necessarie cure presso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, erano state dimesse con 15 giorni di prognosi. Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di individuare gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine ai suddetti fatti. L'autore, poco dopo essere fuggito, era stato individuato dai carabinieri della stazione, che a seguito di perquisizione sul veicolo a lui in uso avevano rinvenuto e sequestrato il coltello utilizzato. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Agrigento come disposto dall'autorità giudiziaria. Ancora violenza nel centro di Palermo, la notte tra sabato e domenica scorsi, fra Piazza Olivella e Video Monteleone, alcuni ragazzi hanno preso di mira un loro coetaneo e lo hanno colpito più volte. La vittima è stata buttata a terra dagli aggressori, che lo hanno accerchiato e colpito alla testa, al volto e al torace. Un video del pestaggio è stato pubblicato da un commerciante. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 che ha soccorso la vittima, che è stata trasportata in ospedale. Le indagini aperte dai carabinieri del posto. A Realmonte è celebrato il 30ennale del Teatro Costa Bianca con Nenè Sciortino e vari artisti. Le interviste. Si parte dopo un'attività di restyling di parti non strutturali del teatro. Questa sera l'apertura di Costa Bianca 2024 con un teatro sicuro, riconsegnato, che garantisce non solo gli addetti ai lavori ma anche gli utenti. Io sono molto soddisfatta perché questi obiettivi arrivano grazie a una intensa attività che ci ha visti impegnati ogni giorno e da diversi mesi. Si apre appunto con Nenè Sciortino, è un compleanno, lui diceva poc'anzi, infatti è il 30ennale di questo teatro. La domanda che è stata posta al primo cittadino è stata quella: ma cosa immagini tu per il futuro? Bene, io per il futuro immagino in un territorio che ha visto già in pochi anni una crescita in termini socioculturali ed economici, dopo un periodo di pandemia. Cosa mi auguro? Mi auguro, ho detto, che tra 30 anni di vedere un cantastorie, quindi l'identità, e un giovane direttore artistico, quindi un ragazzo che scommette sul futuro. A noi cosa rimane? La responsabilità di gettare le basi per una crescita reale vera, che è una crescita che passi attraverso la bellezza, lo diciamo sempre, ma che soprattutto parta da una squadra. Io colgo l'occasione per ricordare che questa stagione è una stagione all'insegna appunto del lavoro di squadra, dove tutti i consiglieri, gli assessori e il presidente e il vicepresidente sono stati chiamati a lavorare per il bene di un territorio, dove il turismo è visto con gli occhi di tante persone, con delle diverse sensibilità e soprattutto prendendo atto delle potenzialità di questo territorio. Un cavaliere chi l'ha garantita, un cavaliere chi l'ha garantita, per ta filava migliorne e più notti, per raccontare qual era so sorti. Essa aspettava caluso di segno, sopra la fila arrivasse al regno. Puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i tuoi 4 assi, ma da bene di un colore solo. Mi puoi nascondere o giocare come vuoi, o farle rimanere
e continuano le manifestazioni relative alla settimana della cultura a Cammarata che si svolgerà fino al prossima domenica 4 agosto, un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e il servizio. Continuano con successo le manifestazioni estive relative alla settimana della cultura a Cammarata che si svolgerà fino al prossimo 4 agosto, domenica, un evento fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Allora, la Settimana della Cultura è un evento su cui l'amministrazione comunale di Cammarata, sotto la direzione, la sindacatura di Mangiapane, dottore Mangiapane, ha investito a pieno. Quindi via via negli anni, questa è la 4ª edizione, la manifestazione si è sempre più arricchita e affinata. Quindi abbiamo fatto sempre un resoconto sui punti di forza e i punti di debolezza, cercando sempre di dare il meglio. Questa è una manifestazione che mira alla valorizzazione, alla riscoperta del nostro centro storico, che è sempre più apprezzato sia dai nostri concittadini ma anche dalle persone di fuori che comunque ci vengono a trovare, perché c'è un battage pubblicitario che raggiunge gran parte della Sicilia, o comunque la Sicilia occidentale. È per noi un grande orgoglio e speriamo che sia sempre più valorizzata questa... Ecco, Settimana della Cultura, un nome un po' particolare, fuori dalla normalità. Esatto, sì, perché noi non crediamo nell'evento della sagra, ma puntiamo su un evento che sia prettamente culturale. Sono tanti gli eventi in corso durante questa settimana dedicata a tanti settori, non solo turismo, spettacolo, mostre, cultura, teatro, tante iniziative insomma. Sì, tante iniziative che coinvolgono non solo i più grandi con appunto la presentazione di libri o spettacoli teatrali, ma tutte le fasce d'età, a cominciare dai bambini con dei laboratori di disegno e di pittura a cura di una professionista che è di origini cammaratesi ma che si è sviluppata nella provincia di Roma. Poi anche un occhio ai giovani con eventi musicali adatti a quella fascia di età, quindi diciamo che abbraccia veramente tutti quanti. Impegno che lei, diciamo, anche in prima persona ha portato avanti. Sì, è un impegno che tutta la Giunta ha portato avanti all'unanimità e senza risparmiarsi. Tra gli eventi particolarmente apprezzati, la serata dedicata a Gaetano Savatteri, moderata dal bravo Rosolino Tuzzolino. Collaborati per le letture di Calmuto, del 69, è formatore esperto di tecniche di comunicazione. Da molti anni presta la sua voce in molti eventi culturali, collaborando tra gli altri con Gaetano Savatteri, appunto, Carmelo Sazza, Giulio Bozzoni, Giacomo Di Girolamo, Salvo Pipano, insomma uno molto impegnato. Ma noi iniziamo adesso. Ascoltiamo una prima lettura. Ascoltiamo una cosa che è molto autobiografica, sì. Molto autobiografica, che ci dice anche qual è, spero che racconti anche la difficoltà di essere state non donne adesso, ma donne nella generazione appena precedente alla nostra, quella delle nostre mamme, e che se oggi abbiamo, se per fortuna adesso il maschilismo, i patriarcalismi eccetera in qualche modo si sono smontati, è stato anche all'impegno che hanno avuto le donne della generazione immediatamente precedente, che l'hanno vissuto sulla loro pelle. Ho avuto una famiglia siciliana e quindi riccamente fitta di rapporti, in una sfera più larga con nonne, zie, cugine. Cito le donne perché specificamente sulle loro dinamiche si regolava, o almeno così percepivo, la vita sociale e familiare. Erano loro, con pugno più o meno fermo, a scadenzare gli avvenimenti che segnavano distanze o vicinanze dentro la bolla fluida del parentato. Una rete complessa, ovviamente attraversata da conflitti, tensioni, riconciliazioni, rifiuti, accettazioni. Una rete a maglie elastiche, i cui nodi si allentavano e stringevano in parallelo a quello che accadeva tra le donne, in un perenne movimento scandito da liti, discussioni, malattie, offese,
pacificazione. L'agrigentino Gerlando Navanna, ex sottufficiale della Marina Militare, è l'autore della pubblicazione Dalla divisa alla pensione Vademecum per la pensione privilegiata e ordinaria dei militari. Lo abbiamo intervistato. Dalla divisa alla pensione Vademecum per la pensione ordinaria e privilegiata dei militari. Ecco, questa guida quale obiettivo ha che lei ha scritto? Allora, questa guida, questo Vademecum ha l'obiettivo di raggiungere tutti i militari che sono prossimi alla pensione o che vanno in pensione perché si fanno male in servizio. Quindi è quello di istruire loro e le loro famiglie su come instaurare tutti i documenti affinché non incappino nella burocrazia. Spesso i militari che si fanno male, oltre alle corsie di ospedale, sono costretti poi, diciamo, ad adire per vie legali per avere i loro diritti. In questo modo si evitano inutili ricorsi nei confronti dell'amministrazione e delle forze armate, sistemando i documenti per tempo. Cosa bisogna fare per avere questa guida? È stata creata una pagina Facebook ad hoc dove c'è il mio numero di telefono e la mia mail e chiunque vorrà potrà avere una copia gratuita del Vademecum sia in formato digitale o in formato cartaceo. Ci sono delle difficoltà che lei sicuramente avrà evidenziato per ottenere la pensione da parte dei militari? Ma quando un militare si fa male, normalmente poi tra le commissioni medico-legale e il Ministero la burocrazia, diciamo, e la tempistica per avere questi diritti fanno sì che il militare si trova in un percorso, diciamo, tortuoso e serve qualcuno che gli agevoli la situazione anche dal punto di vista amministrativo. Ecco, una domanda, la pensione ai militari da chi viene erogata? La pensione ai militari dal 1 gennaio del 2010, come per tutti gli enti dello Stato, viene erogata dall'INPS. Però i documenti amministrativi li fornisce l'amministrazione di appartenenza, quindi il militare deve prima sistemare i documenti amministrativi con la propria amministrazione e poi l'INPS eroga in base, diciamo, alle leggi vigenti. Presidio H24 della Coldiretti a Piazza Indipendenza a Palermo, davanti alla sede del governo regionale. La protesta perché gli interventi indispensabili già approvati dal presidente Schifani dopo la manifestazione del 28 maggio scorso, ad eccezione del Wacer Fieno, non sono stati ancora attuati. La siccità, protesta della Coldiretti per gli interventi mai attuati. Diciamo, la prima notte è andata, le interlocuzioni che devo dire con il governo regionale sono buone e stanno accelerando, quindi speriamo di concludere tutto al più presto. Rispetto alla siccità, ovviamente è un tema importante che richiede un impegno da parte di tutti efficiente, non solo per distribuire in maniera corretta la poca acqua che abbiamo a disposizione, ma soprattutto per pianificare quelli che sono gli interventi che andranno fatti da qua ai prossimi anni. Ovviamente non ci possiamo più trovare in situazioni di questo genere. Il clima è cambiato, dobbiamo essere più efficienti per garantire alle nostre aziende di poter andare avanti e garantire posti di lavoro e un'economia sana, ma soprattutto a portare avanti quella che è la nostra grande storia di agroalimentare. Beh, sicuramente un primo segnale da parte della Regione è stato l'istituzione dei voucher, una boccata d'ossigeno importante per gli allevatori siciliani che in un momento di grande difficoltà erano costretti ad importare buona parte dell'alimentazione del loro bestiame da oltre lo stretto, quindi un voucher è una risposta importante, ma oggi chiediamo anche altro. Abbiamo chiesto un tavolo politico e quello sembra essere già arrivato, abbiamo chiesto un affiancamento importante ai commissari dei consorzi di bonifica anche per progettazioni future, per evitare che difficoltà come quella di quest'anno si verificano negli anni successivi, perché significherebbero una croce importante nei confronti dell'agricoltura siciliana. Oggi siamo qui anche per definitivamente capire come possiamo limitare i danni dalla fauna selvatica, prima tra tutti i cinghiali che stanno distruggendo intere coltivazioni di molti agricoltori siciliani. Non può un agricoltore seminare del grano e poi vederselo distruggere o buttare a terra dalla presenza di questi suinidi che praticamente distruggono tutto quello che trovano nel loro passaggio. Non smobiliteremo da qui fin quando non avremo risposte chiare sia per il discorso della siccità sia per il discorso del contenimento della fauna selvatica.
Ancora fuoco alla discarica di Mazzarà Sant'Andrea a Messina, chiesti urgenti interventi per la messa in sicurezza e maggiori controlli. La corrispondenza da Messina. Nella scorsa notte alla discarica di Mazzarra Sant'Andrea in provincia di Messina è divampato un nuovo incendio dopo appena una settimana dalla visita di una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. In merito ai problemi di quella discarica già interessata da diversi roghi, l'ultimo dei quali scoppiato nel pomeriggio del 25 giugno scorso e di altri in Sicilia, il presidente Morrone ha inviato nei giorni scorsi una lettera al presidente della regione Renato Schifani, nominato quest'anno commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata del sistema di gestione dei rifiuti, che ha ereditato dal passato un quadro purtroppo critico. Appreso del nuovo incendio, Morrone ha indirizzato un'ulteriore missiva a Schifani, dove mette nuovamente in luce il quadro di forti e pericolose criticità emerse dalla visita nella discarica messinese. Alla luce del verificarsi di tale ulteriore e grave evento, si legge nella lettera che conferma il pericolo serio per l'ambiente e per la salute dei cittadini dei comuni limitrofi, già segnalato dalla Commissione, si ribadisce l'impellente necessità dell'adozione di ogni opportuna iniziativa al fine dell'immediata messa in sicurezza della discarica e dell'efficace gestione dell'emergenza attualmente in corso. Anche il deputato Antonio De Luca, capogruppo dell'ARS del Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, e al presidente della regione, a seguito dell'ultimo incendio verificatosi alla discarica di Mazzarà. Nella missiva viene chiesto alla prefetta Di Stani di valutare se attivare un presidio militare costante da parte dell'esercito per controllare quest'area al fine di prevenire nuovi incendi che, si presume, possono avere una natura dolosa. Su questa stessa questione il deputato messinese nei giorni scorsi aveva presentato come primo firmatario un'interrogazione al presidente della regione Schifani e all'assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, chiedendo di bonificare e mettere in sicurezza il sito che sorge in contrada Zuppà. Tante le iniziative culturali portate avanti da Beniamino Biondi, dalla gestione degli eventi che si svolgono alle fabbriche chiaramontane gestite dalla Fondazione Oressiadi, alla prossima rassegna cinematografica nel chiostro del Museo Archeologico Pietro Griffo. Sentiamo proprio la sua intervista. Beniamino, lei cura molto le fabbriche chiaramontane, ecco, diverse iniziative, tante iniziative che stanno mettendo in luce un luogo finora chiuso e poco frequentato dagli agrigentivi, con tante iniziative anche culturali di un certo spessore. Sì, credo di poter dire che le fabbriche sono diventate uno dei poli culturali centrali per Agrigento. È una istituzione culturale che nel centro storico della città sta creando, attraverso delle iniziative fortemente diversificate, un nuovo pubblico altamente qualificato che certamente arricchisce la stessa Agrigento, formando quel senso di comunità indispensabile per la vita civile di una città. Recentemente la rassegna Le Fabbriche Festi, che cura insieme ad Alice Titone, non soltanto presenta degli autori di altissimo spessore e profilo personale, con importanti editori come Sellerio, Garzanti, Edenaudi e Mondadori, ma anche sta dimostrando con la grandissima partecipazione di pubblico. Per ultimo il libro Pirandello di Sbieco con Salvatore Ferlita è stata una serata eccezionale con quasi 150 persone presenti a discutere di Pirandello. Credo che siano segnali importanti che la città dovrebbe cogliere anche per poter meglio ancora darsi una direzione culturale che merita questo nome. Anche un'iniziativa culturale presso il parco? Sì, presso il parco anche per questa stagione estiva giunge la quarta edizione dei Film del Griffo, una rassegna ormai consolidata con un suo forte pubblico che ormai segue e attende questa manifestazione. Saranno 10 pellicole proiettate ogni martedì sino sostanzialmente ad ottobre, che nei prossimi giorni il programma uscirà con tutti i titoli e tutte le date. Stiamo mettendo a punto le ultime cose e certamente anche quest'anno riusciremo a portare molta gente al Museo Griffo. Il tema e la cornice di questa rassegna sarà la commedia all'italiana, quindi un modo per sorridere, ricordando però importanti registi italiani e anche grandi attori come Sordi, Gassman, Tognazzi, che certamente hanno reso importante il nostro cinema a livello mondiale. Linea alla regia per la pubblicità.
Quarto appuntamento venerdì prossimo 2 agosto alle ore 21 con la rassegna del Teatro Classico e del Mito, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Andrà in scena Cocalos, prodotto dall'Associazione Centro Culturale Mediterranea, che propone il mito di Cocalos, il re dei Sicani che accolse Dedalo in fuga da Minosse, dal quale era stato condannato a morte. Sentiamo ora Federico Refice, musicista di Agrigento, che si è esibito sul palco del Teatro Greco di Taormina in occasione della consegna dei diplomi di laurea dell'Università di Messina, interpretando un brano di Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso. Federico Refice, ti sei esibito al Teatro Greco di Taormina ottenendo un ottimo successo con una performance al sax, un video che sta riscuotendo sui social tanto successo. Ecco, parliamo di questa esperienza. Beh, da qualche anno che collaboro con l'Università di Messina nell'organizzazione di eventi conviviali, eccetera. Quest'anno, come ogni anno, hanno organizzato presso il Teatro Greco la cerimonia di premiazione di tutti i neodottori dell'anno accademico, in questo caso 2022-2023. Mi hanno chiesto di fare un brano in questo splendido scenario, appunto, qual è il Teatro Greco di Taormina, e ho pensato di portare uno dei classici di Morricone, Il Nuovo Cinema Paradiso. Naturalmente tanta emozione, ma anche tanta gratificazione. È stata veramente una gran bella esperienza e faremo anche, mi hanno confermato anche per l'anno prossimo, per ulteriori brani da proporre in questo ambito. Si chiama Carta dedicata a te, un importante sussidio per le famiglie in difficoltà, il servizio da Messina. Arriva la carta dedicata a te, un provvedimento per sostenere le famiglie in difficoltà. Il Comune ha un ruolo importante in questo momento perché
veicola anche le tante informazioni a disposizione dei cittadini che possono ottenere questo sussidio. Intanto chi ne ha diritto? Hanno diritto a questa carta alcuni beneficiari che vengono espressamente selezionati dall'INPS, non devono essere percettori di ADI e tutte le caratteristiche sono espressamente valutate dall'INPS, e una volta che le famiglie vengono selezionate, che non devono avere neanche un reddito superiore a 15.000 euro l'anno, vengono trasmesse al comune per un'attività di asseverazione. Noi verifichiamo se sono residenti, la composizione, e dopodiché trasmettiamo questi elenchi nuovamente all'INPS, che darà poi quello che è il risultato definitivo. Dopo questi controlli le carte possono essere inviate ai destinatari. Già l'anno scorso c'è stata questa esperienza, sono state inviate, e quest'anno anche ci sarà questo nuovo invio, fermo restando che chi già ha a disposizione la carta rientra sempre tra le famiglie beneficiarie, può certamente utilizzare la stessa carta, e quindi saranno accreditate le 500 euro annue, perché hanno un valore annuo. Si presume che dai primi di settembre saranno già operativi, perché questi controlli in questo momento sono in essere, in questo momento li sta ponendo in essere il comune, dopodiché li trasmetterà all'INPS per l'elenco definitivo. L'eliminazione del reddito di cittadinanza, almeno nel sistema come l'abbiamo conosciuto, come è stato garantito, quanto ha inciso, se ha inciso negativamente sul disagio di tante famiglie? Oggi ci sono tante altre alternative, provvedimenti, quello forse era più strutturato, quantomeno era un aiuto mensile continuato. Sicuramente gli effetti della mancanza del reddito si stanno facendo sentire. Certamente la misura andava modificata, e su questo non posso che essere d'accordo, ma la modifica che è stata attuata dal governo non corrisponde a quelle che sono le necessità di tante persone in situazione di effettivo bisogno e di necessità, perché vengono fondamentalmente penalizzati tutta una serie di soggetti che sono over 50 ma non hanno raggiunto ancora 60 anni d'età, e che di fatto, non avendo figli, non avendo magari alcune situazioni di invalidità, si sono trovate senza alcuna forma di sostentamento e senza neanche i corsi che non sono partiti in maniera puntuale e tempestiva, e quindi molti di loro sono rimasti privi di reddito, e quindi siamo intervenuti con tutta una serie di sostegni, di attività e anche di vicinanza, perché effettivamente erano in gravissima difficoltà. Così come è stato strutturato, l'ADI avrà grande difficoltà e grandi problemi, sia in termini anche di risorse, che sono anche inferiori rispetto a quelli del reddito di cittadinanza. Devono trovarsi delle misure di politica attiva, come quelle che stiamo portando avanti come amministrazione. La formazione per i soggetti che non l'avevano acquisita in questi anni diventa un passaggio fondamentale. Ad Agrigento, allo Stadio Seneto, è iniziata ieri la preparazione atletica dell'Agragas in prossimità del campionato di calcio di Serie D 24-25. Il servizio. È iniziata ieri alle ore 16 la preparazione atletica in vista del prossimo campionato presso lo Stadio Seneto della squadra dell'Agragas. I giocatori presenti davanti al nuovo allenatore Lillo Bonfatto e tutto il suo staff, impegnati nei vari test fisici. La squadra biancazzurra inizierà quindi le doppie sedute di allenamento fino al prossimo 13 agosto. Particolarmente attivo il mercato della squadra. Prossime ore potrebbero essere ingaggiati nuovi calciatori per aumentare l'organico a disposizione dell'allenatore. Le interviste a Carmelo Callari, presidente dell'Agragas, e a Giuseppe Cammarata, direttore sportivo. Intanto siamo agli inizi, i calciatori si sono insediati, stanno iniziando il loro primo allenamento, speriamo bene nel proseguo del rendimento, siamo molto fiduciosi, abbiamo visto che il direttore sportivo ha ben operato, quindi speriamo di fare una stagione migliore di quella dell'anno scorso e cercare di andare verso più in alto possibile per la società e per Agrigento tutta. Che squadra avete allestito? L'allestimento è stata una squadra che deve dare delle aspettative migliori, nel senso che dobbiamo avere quelle
maggiori opportunità, maggiori soddisfazioni, avere la tranquillità di poter fare una bella stagione ancora in Serie D. Ai tifosi quale messaggio vuole lanciare? Cosa vuole dire ai tifosi biancoazzurri? È quello che ho sempre detto a tutti quanti: uniti si vince, dobbiamo stare tutti insieme, vogliamo la tifoseria più presente rispetto alla fine della stagione precedente, quindi auspichiamo veramente in un'attività di squadra pro Agragas. Il mercato è ancora attivo, l'Agragas farà altri colpi? Sì, questo si può anticipare, vediamo un pochino le aspettative e cosa ci dirà l'allenatore e il direttore sportivo. Noi siamo pronti per fare qualche altro colpo per poter completare nel migliore dei modi l'organico della squadra. Avete risistemato anche il manto erboso, lo stadio Seneto? Sì, era necessario perché non potevamo presentare, e non solo l'erba, ma anche gli spogliatoi. Abbiamo dato una sistemata per accogliere al meglio chi si è spostato dalla loro terra, e parlo dei calciatori, per fare insieme una bellissima stagione piena di soddisfazioni. Direttore Giuseppe Cammarata, oggi l'Agragas inizia il ritiro per il prossimo campionato di Serie D. Che squadra avete allestito? Ma sì, oggi diciamo il primo giorno di scuola, come si suol dire. Abbiamo allestito una squadra sulle basi e le indicazioni che ci ha dato il mister, lo staff tecnico. Diciamo che abbiamo preso tutti i profili che stavamo seguendo. Siamo stati fortunati, un po' bravi a non dover fare delle scelte di ripiego. Diciamo che i calciatori che abbiamo cercato siamo riusciti a prenderli. Come squadra penso che abbiamo fatto una squadra abbastanza giovane, ma con tanti calciatori di grande esperienza in questa categoria. Iniziamo con grande entusiasmo. Abbiamo notato che c'è grande entusiasmo anche nella piazza e questo ci fa un immenso piacere perché ci ha accolto un pubblico numeroso e speriamo che sin dai primi giorni tutto prosegua come da programma. Gli obiettivi quali sono? Ma gli obiettivi sono quelli di stare intanto lontani dalla zona pericolosa, diciamo, e poi stare più in alto possibile, ma alla fine poi sarà il campo che deciderà il tutto. Il mercato dell'Agragas è ancora aperto? Ma diciamo che siamo al completo al 90%, perciò penso che ancora qualcosina, 1 o 2 elementi metteremo. Che Serie D dobbiamo aspettarci, direttore? Ma sarà una Serie D pesante, penso che sia una delle più pesanti degli ultimi 10 anni. Tra le altre cose non sappiamo ancora nemmeno il girone cosa ci metteranno come campane, addirittura non si sa se siamo a 18 o a 20. Perciò penso che quest'anno sia un campionato veramente tosto. Primo allenamento del Castrum Favara in vista del campionato di Serie D presso lo stadio Bruccoleri. La rosa dei giocatori si è presentata agli ordini del mister Infantino. Ha seguito per noi l'evento Giuseppe Moscato. Inizia oggi l'avventura della Castrum Favara, la nuova squadra che milita nel campionato di Serie D, che è una prosecuzione della Pro Favara. Nello stadio Bruccoleri proprio della città chiaramontana oggi il primo raduno dei convocati, di quelli che sia il direttore sportivo Tino Longo che soprattutto il nuovo mister Infantino hanno voluto far parte della formazione. Oggi dicevamo il primo incontro, la prima conoscenza e la prima sgambettata, il primo allenamento che darà corso durante l'estate a quella che sarà la preparazione in vista prima della Coppa Italia e poi del campionato. I vecchi giocatori, pochi per la realtà che si trovavano per la Pro Favara, e tutti i nuovi acquisti del Castrum Favara adesso sono pronti per iniziare questo percorso. Anche qualche tifoso ha voluto assistere a questa prima uscita da parte della Castrum Favara, che sicuramente avrà modo di farsi conoscere, ma sentiamo subito le prime impressioni. Ma è una squadra che abbiamo pensato e grazie alla società abbiamo realizzato. Giocatori che conosciamo, un giocatore funzionale a una mia idea, un gioco aggressivo, un gioco che molti giocatori non devono essere in monopasso, sono tutti giocatori che amano la velocità, l'aggressività
e credo che sarà una squadra che darà tutto quello che ha nelle proprie qualità e nelle proprie forze. Certo, è un po' presto dire quale sarà il percorso, ma sicuramente possiamo dire qual è l'intenzione della squadra e della società. Ma l'intenzione è quella di fare sempre meglio. Io credo che l'obiettivo è la salvezza, perché è il primo anno che facciamo questo campionato, è un campionato difficile con 12 derby, con squadre calabre, campane di un certo livello, però io dico sempre che non dobbiamo mai togliere l'ambizione, dobbiamo avere sempre una positività dentro, e io credo che i limiti si superano con il lavoro quotidiano, con credere in quello che si fa e credere che abbiamo delle qualità che possiamo fare bella figura in questo campionato. Qual è stato il primo impatto con i suoi uomini? È positivo, li conosco quasi tutti e questo devo ringraziare la società al direttore, che hanno fatto di tutto per cercare di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Adesso tocca a me e faremo di tutto con il lavoro, con la serietà, con l'applicazione di dare soddisfazione alle persone che ci hanno scelto e soprattutto alla gente che ci verrà a vedere. Un mese di tempo per acquistare una forma. Certo, siamo in agosto, però è questo il periodo. Ma conosco queste persone, conosco questi giocatori e già ho visto che sono professionisti, hanno già una bella gamba, sicuramente dobbiamo lavorare sotto l'aspetto tecnico, tattico e un po' di richiamo sotto l'aspetto fisico, però credo che ho molta fiducia in questi uomini. La Castrum Favara, lo sappiamo, insomma, è la continuazione della Pro Favara. Ci sono 2 o 3 pilastri che sono rimasti, abbiamo sentito anche Tommaso Scuffia, insomma, dalla sua altezza non solo fisica. Ma non solo loro due, ci sono dei ragazzi che l'anno scorso partecipavano come Camilleri, come Limplici, ci sono dei ragazzi che si faranno rispettare anche in questo campionato, avranno il proprio spazio e credo che tutti assieme possiamo fare un grande lavoro, ne sono convinto e ne sono certo. E poi insomma anche alcuni tifosi sono venuti qua per darvi il benvenuto e per augurarvi buon lavoro. Ma come ho detto ai tuoi colleghi, io credo che una condivisione, se abbiamo tutti lo stesso spirito, se abbiamo tutto lo stesso obiettivo, credo che si possano fare tutti assieme, possiamo fare un grande lavoro. Una squadra fatta di tanti giovani con delle pedine di esperienza, un allenatore importante e non ci fissiamo limiti, noi vogliamo fare un campionato dignitoso, il primo obiettivo è la salvezza. Un campionato che sicuramente dà lustro alla città e dobbiamo dirlo anche con grande orgoglio è la prosecuzione della Pro Favara. Ma certo, quello che ha fatto la società è da ammirare, perché in un modo o nell'altro è riuscita a portare la Serie D in questa città e ce lo meritavamo sul campo perché abbiamo dimostrato che eravamo forti. Non abbiamo nemmeno perso la semifinale, abbiamo pareggiato per una situazione che ancora oggi in eccellenza è assurda. È cambiato pure in Champions League, nei campionati italiani e qui ancora c'è il doppio pareggio, insomma, il gol del pareggio che effettivamente non ha avuto senso, quindi ce lo meritavamo. Abbiamo una squadra praticamente ex novo. I ragazzi si conosceranno e sicuramente... Tanto sono ragazzi che si conoscono tra di loro, perché se andiamo a fare l'esempio della difesa, Vaccaro, Cannino e Mirabelli sono giocatori che hanno giocato spesso insieme. Vaccaro e Mirabelli l'anno scorso hanno fatto bene ad Acireale, discutiamo che hanno fatto i playoff. Cannino non lo stiamo qua a raccontare, difesa, insomma ragazzi che ormai in questo campionato si conoscono e infatti c'è molta armonia nello spogliatoio. Abbiamo riconfermato Scuffia, abbiamo riconfermato La Piana, tanti ragazzini che ci crediamo perché puntiamo molto quest'anno sui ragazzi di Favara, sugli under e poi qualche ragazzo che si può mettere in evidenza tra quelli che stanno venendo nuovi, under, ci può dare una mano. Certo, è il primo incontro con i nuovi compagni, il primo assaggio del terreno di gioco. Che te ne è parso?
No, vabbè, alla fine più o meno ci conosciamo quasi tutti, poi non poi abbiamo chi giocato insieme, chi giocato contro, quindi ci conosciamo. No, è una buona squadra. Oggi come primo giorno è normale che ci sia anche un po' di stanchezza, però penso che quest'anno potremo divertirci. Che percorso sarà secondo te quello della Castrum Favara? Ma per prima cosa deve essere un percorso verso la salvezza, per mantenere la Serie D, poi tutto quello che viene è un qualcosa di più. Poi vedremo durante l'anno quello che accadrà. E poi insomma già i tifosi sono venuti subito a salutarvi. Sì, certo, quello è una cosa che a noi ci fa piacere e anche una marcia in più, perché comunque sappiamo noi che siamo qui dall'anno scorso che vengono sempre in qualsiasi posto e ci daranno una grossa mano durante tutto l'anno. Hai avuto già modo di vedere le altre squadre, insomma la formazione della Serie D? Che campionato sarà secondo te? Giustamente dobbiamo aspettare per capire se metteranno qualche campana nel nostro girone, però più o meno le siciliane e le calabresi sappiamo come si stanno comportando sul mercato, sappiamo che Siracusa e Reggina stanno facendo delle buone squadre, il Licata anche, dobbiamo solo, come ti ho detto prima, aspettare le napoletane, perché comunque anche le napoletane si sono attrezzate per poter fare un buon campionato. Tommy sarà il capitano? Così, hanno deciso così, la società ha deciso, penso che sia d'accordo anche il mister, mi fa piacere, sfrutteremo questa cosa, io sono orgoglioso di essere il capitano quest'anno. Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA vi possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle ore 9. Questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.